Si chiama Itzonesu, la violenza non ha residenza, la collaborazione tra l'ESU di Padova e il Centro Veneto Progetti Donna, un'iniziativa voluta per contrastare la violenza di genere. È un progetto che si svilupperà in 4 fasi, dove appunto verranno formati dapprima tutti i dipendenti di ESU, poi una fase specifica di formazione e informazione riguardante gli operatori delle residenze. Verrà una terza fase, si susseguirà di comunicazione agli studenti e a chi vive gli spazi universitari, e alla fine verranno redatte delle linee guida che l'ESU si impegnerà a seguire per contrastare appunto la violenza di genere. Un piano, quello proposto da ESU, che nasce non solo per sensibilizzare personale e studenti, ma per fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare la violenza di genere all'interno delle residenze e degli spazi universitari. Si crede che in università non possa accadere, invece abbiamo visto che accade perché appunto c'è un problema culturale. Questo problema culturale, per essere risolto, serve una decostruzione che parta in primis da questi luoghi, attraverso la formazione non solo degli studenti e delle studentesse, ma anche del personale amministrativo, del personale docente, di tutte le persone che lavorano, in questo caso anche all'interno dell'ESU. Molto si è fatto negli anni. Dopo la morte di Giulia Cecchettin, però, le denunce sono aumentate, come in una presa di coscienza collettiva. C'è una maggiore sensibilità, ma c'è anche una maggiore consapevolezza da parte delle donne e soprattutto anche delle ragazze giovani di chiedere aiuto. Noi abbiamo avuto un incremento costante delle richieste di aiuto molto diverso dagli anni precedenti, direi quasi un aumento esponenziale, soprattutto anche di ragazze giovani, ed è per questo che il progetto con ESU è ancora più importante, perché se prendiamo per tempo, se prendiamo prima la violenza, riusciamo anche ad evitare che poi le situazioni vadano a peggiorare.